Don Enzo Sazio, qui davanti al municipio state facendo attività di Creste, ecco, parliamo di questa iniziativa. Sì, ci siamo unite due parrocchie, la Badiola e l'unità pastorale San Giuseppe e San Giacomo, e abbiamo voluto fare questa iniziativa un po' particolare. Di solito il Gresseri si sta chiusi in un cortile e noi l'abbiamo fatto girando per le strade del nostro centro storico. La prima settimana l'abbiamo passato su alla Badiola, al centro storico, e questa seconda settimana la stiamo facendo qui dinanzi al comune, nella piazza San Giuseppe, dentro la chiesa San Giuseppe. È un'attività che da una parte vuole mettere insieme due comunità, dall'altra mette insieme questi ragazzi che vivono momenti belli di esperienza che significa stare insieme, gioire, cantare, pregare, vivere messaggi belli e profondi e conoscere la città. Ecco, il Gresse che iniziativa è? Si svolge in tutte le parrocchie? Sì, di solito è l'oratorio estivo, tutte le parrocchie d'estate dedicano un po' di tempo intensivo alla crescita di questi ragazzi, alle loro famiglie, al loro stare insieme, al loro mettere a fuoco quelli che possono essere doni, il canto, il ballo, la danza e la gioia soprattutto dello stare insieme. Altre iniziative? Vedremo, perché qualcosa in più quest'estate poi continueremo a fare, soprattutto poi in virtù dell'anno nuovo che verrà. L'idea è quella di mettere insieme queste comunità del centro storico e vivere iniziative comuni. Un momento bello di aggregazione, sì. Sono anche le famiglie? Sì, le famiglie, per esempio martedì avremo una festa proprio qui davanti al comune con tutti i genitori, nonni e amici, e i ragazzi quello che hanno preparato in questi 15 giorni lo faranno vedere a tutte le persone che vorranno venire. Forza il Grest! Sì! Forza il Grest! Forza! Coraggio!